Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 914 di oggi, lunedì 13 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online nel quale ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo avete appena ascoltato, oppure vi perdete gli Autodafé di Giulio Cainarca, oppure ancora la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole
pezzi, interventi e chi più ne ha più ne mette. Insomma, vi perdete proprio tanta bella roba. Non fate questo errore, radiolibertà.net, rimediate alla vostra carenza di informazioni. Le nostre coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 0292947222 per telefono quando ve lo dirò io. Voglio salutare in plancia comando il nostro Andrea insieme con la nostra Castellana Sveva. Vi auguro buon lavoro e direi che possiamo preparare, se siete pronti, il qui Parlamento, il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Se siete pronti lo possiamo mandare in onda. Amy, Kupa e Alex sono 3 giovani giornalisti polacchi rispettivamente di 20, 22 e 23 anni. Sono stati incaricati di condurre una nuova trasmissione radiofonica per i giovani dalla Off Radio Kraken di Varsavia. Conducono con grande disinvoltura una trasmissione di 2 ore una volta alla settimana. Il programma musicale è infarcito di brillanti interviste a politici, scrittori e anche da conversazioni in diretta con gli ascoltatori. Il programma è piaciuto subito a tutti. È piaciuto finché si è saputo che i 3 giovani giornalisti non esistevano. Erano dei presentatori virtuali gestiti dalla intelligenza artificiale. Le proteste infatti hanno costretto il direttore della Off Radio, Marcin Pulit, a licenziare i 3 giornalisti che non esistono ed a chiudere la trasmissione che pure dice aveva avuto un grande successo. Ma secondo la Frankfurter Allgemeine i 3 ritorneranno presto, anche perché lavorano gratis. Andiamo bene, andiamo alle 18, 15 minuti e 12 secondi, perché se qua ci sostituisce lo speaker figlio dell'intelligenza artificiale, poveri noi veramente. A maggior ragione forse ci sarà più bisogno di qualità, ci sarà più bisogno di giornalisti veri invece per continuare, diciamo così, ad andare avanti e a fare informazione, perché vedete, l'intelligenza artificiale non ci va a Teheran a raccontarvi come vanno le cose. L'intelligenza artificiale non va in mezzo alle proteste a Piazza Tahrir o davanti al Campidoglio a raccontarvi quello che succede all'inaugurazione di Donald Trump. Per cui c'è sempre bisogno gente che abbia un minimo di preparazione per raccontarvi le cose, un minimo di curiosità per annusare, soprattutto andare in giro e incontrare gente, perché il succo di questo mestiere è andare in giro e incontrare gente. Quando non avete una storia da raccontare vi basta prendere un tram e vedete che di storie ne portate a casa almeno 50. Per cui or dunque, le 18, 16 minuti e 23 secondi, diamo un'occhiata alle agenzie. L'ANSA, la Corte d'Assise d'Appello, uccise il padre per difendere la madre, assolto a Torino, l'episodio risale al 2020, Alex Pompa festeggerò. Giustizia, l'ANM, la separazione delle carriere, uno strappo alla Costituzione. Vertice tra i leader a Palazzo Chigi, si cerca una soluzione per la consulta. Ancora, in Medio Oriente, pronto l'accordo sugli ostaggi, attesa la risposta di Hamas. E poi ancora, doppio femminicidio, uccise la moglie e la figlia di lei, per i giudici i motivi sono umanamente comprensibili. Ne abbiamo parlato quest'oggi all'altra metà della radio con Laura Ravetto. Vi invito seriamente ad andare a riascoltare la puntata. Allora, diciamo che diamo un'occhiata a quello che sta succedendo a Gaza. Vediamo cosa dice l'ANSA. Pronto l'accordo sugli ostaggi, attesa la risposta di Hamas, media, svolta significativa nella notte. Piani in 3 fasi, Israele vuole una zona cuscinetta al confine di Gaza. Vediamo un po' quindi che cosa succede. Secondo i media israeliani, riferisce l'ANSA, Al-Thani ha incontrato i rappresentanti di Hamas, mentre Witkoff ha parlato con la delegazione israeliana per spingere le parti verso un accordo. La firma finale, secondo le fonti vicine al dossier, dipende ancora da Hamas.
La questione è se prenderà la decisione che trasformerà i negoziati in una decisione su un accordo definitivo, è nelle sue mani. Hanno aggiunto che è difficile dire se l'intesa è una questione di ore o giorni. Al momento i problemi da superare riguardano la situazione nel nord della striscia di Gaza, l'asse Filadelfia, l'esilio degli ergastolani per terrorismo, se verranno liberati. Stiamo aspettando una risposta da Hamas dopo la svolta avvenuta nella notte in Qatar. Tutto ora dipende da Mohammed Sinwar, fratello dell'ex leader di Hamas ucciso a Gaza, ha detto una fonte di alto livello israeliana, molto vicina ai colloqui sull'accordo per la liberazione degli ostaggi e una tregua a Gaza citata dalla TV Cannes. I dettagli dell'accordo per la liberazione degli ostaggi sono stati concordati, ora si attende una risposta definitiva da parte di Hamas, riferisce Channel 12, sottolineando la drammaticità del momento e che per la prima volta l'intesa è interamente dettagliata. Il piano è sostanzialmente simile allo schema pubblicato a maggio, accordo in 3 fasi che inizierebbe con la liberazione di circa 34 israeliani della lista umanitaria. In una nota pubblicata poco fa, Hamas comunica ai detenuti palestinesi che sono vicini alla loro liberazione. L'organizzazione terroristica di Gaza ha postato la stessa frase sul proprio canale Telegram subito dopo la nota. E nelle ultime ore è arrivata ai ministeri competenti israeliani una richiesta del governo che riguarda i preparativi delle strutture per accogliere gli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati nell'ambito dell'accordo con Hamas. L'ha annunciato appunto la TV pubblica Cannes. Se l'accordo verrà effettivamente approvato, i rapiti arriveranno in Israele nei prossimi giorni. Incrociamo le dita e speriamo bene. Ma adesso qui Parlamento. Ancora un attimo per il collegamento con l'onorevole. Beh, va bene, va bene. Allora, insomma, cerchiamo di cerchiamo, diciamo così, di occupare questo spazio di tempo che ci manca. Diamo allora un'altra occhiata. Vi dicevo oggi è stata, poi c'è la Camera Ardente per Oliviero Toscani, Benetton continua a sognare. Andiamo a vedere invece questa storia: uccise il padre per difendere la madre, assolto a Torino. Noi abbiamo diciamo così, oggi abbiamo avuto 2 casi riguardanti le donne, perché da un lato abbiamo avuto appunto il caso dell'uomo che è stato condannato a soli 30 anni di carcere alla veneranda età di 70 anni perché ha sparato alla moglie e alla figlia della moglie, e tutto questo davanti al loro figlio, al figlio che è minorenne, e i giudici a Modena hanno detto che insomma alla fine era frutto di questa esasperazione che aveva subito nel corso del rapporto con queste 2 donne. Laura Ravetto ha annunciato, tra l'altro proprio in onda qui da noi, che presenterà un'interrogazione al ministro Nordio. Allora, io direi sì, possiamo andare anche con la differita che hai trovato, caro Andrea, per cui quando sei pronto partiamo con... Ah, l'abbiamo trovato l'onorevole Barabotti? Vediamo un po'. Se sei pronto, vai pure. Ok, andiamo. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. E allora rieccoci qua, avete ascoltato Piero Piccioni, Esculapio, anno di grazia 1969, dal professor dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue, regia di Luciano Salce. Sì, è il seguito del medico della mutua. E allora perché? Perché chiudiamo questo nostro viaggio nella sanità italiana intervistando un onorevole che è anche un medico e che con all'interno della Commissione Affari Sociali naturalmente si occupa anche di questo. Chi è? È Simona Loizzo, che nel corso di questa nostra conversazione ci parla anche e soprattutto di medicine e molto, molto, molto altro ancora. Io ringrazio Simona Loizzo per la sua cortesia ancora una volta. Andrea, se sei pronto, vai pure. Chiudo questo giro, diciamo, di ricognizione sul futuro della sanità nel nostro paese e soprattutto sul futuro dei medici che abbiamo raccontato nelle puntate scorse di Zoom, chiamando in causa una deputata della Lega che fa parte della Commissione Affari Sociali, ma che soprattutto è un medico, quindi parla in prima persona e non per sentito dire. E l'onorevole Simona Loizzo, che voglio ringraziare ancora una volta per la sua cortesia e disponibilità. Ma prima di trattare di questo, ci sono delle notizie che riguardano i pazienti e quindi riguardano anche i medici, soprattutto un particolare farmaco. Ben trovata, onorevole. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a te. Grazie. Allora, qual è questo farmaco che arriva finalmente? Di che cosa stiamo trattando? Allora, se ricordiamo un attimo gli ascoltatori che la Lega fece una battaglia per Enhertu, che è un farmaco che non era rimborsabile nel tumore metastatico
al seno non responsivo alle terapie convenzionali. Oggi, grazie alle nostre continue interrogazioni, portiamo avanti e viene approvata o quasi approvata la rimborsabilità di un altro farmaco, il Trodelvy, che veniva utilizzato come terza linea nel tumore metastatico al seno ultima spiaggia, come terza linea, però non ci arrivava nessuno, le donne morivano, quindi noi siamo riusciti a farlo passare in seconda linea rimborsabile. Questa è una grande battaglia che si inserisce nella grande battaglia della Lega per il fast track, ovvero per fare arrivare al letto del paziente nel più breve tempo possibile i farmaci antitumorali innovativi approvati da EMA. Ecco, che mi sembra la cosa più importante, specialmente io lo trovo io è uno dei tumori che odio di più, il cancro al seno, perché credo che colpisce le donne non soltanto a un livello, diciamo così, estetico, ma soprattutto nella loro intimità più totale, perché alla fine il seno allatta, non è soltanto qualcosa di erotico, di sessuale. Il seno allatta, il seno è anche un'idea di maternità e di protezione, è un'idea di accoglienza. Quante volte una donna stringe un uomo al seno e lo stringe magari per consolarlo in mezzo al dolore, nella sconfitta e così via. Quindi è anche un gesto materno, e si può essere madri senza aver fatto figli, per cui a maggior ragione mi fa una rabbia enorme il cancro al seno. Ma detto ciò, oltre, ecco, cos'altro possiamo fare per combattere contro i tumori, soprattutto? Cos'altro possiamo fare come assistenza da parte dello Stato? Cosa possiamo fare specialmente in questo tempo di dibattito sull'autonomia differenziata, a maggior ragione con tanti nostri corregionali che dalla Calabria vengono a curarsi a Milano, a maggior ragione? Cosa possiamo fare? Allora, noi intanto il nostro tema cult che stiamo portando avanti, come ti dicevo prima, è il fast track, cioè ridurre. Normalmente l'Italia è solo 14ª nella rimborsabilità di un farmaco approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco, viene approvata da AIFA soltanto dopo 400 giorni. Quindi la nostra battaglia è ridurre i tempi della contrattazione economica, e prima che essa avvenga, la contrattazione economica, che il farmaco arrivi al letto del paziente. Poi abbiamo con la finanziaria implementato il fondo della profilazione genomica dei tumori, ma soprattutto delle malattie rare. Questo è passato anche in bilancio, così come abbiamo ampliato per i farmaci innovativi il tempo di utilizzo da 6 a 10 anni, pensando che in 10 anni possono uscire per un farmaco delle nuove indicazioni che non vengono invece indicate nella sperimentazione per cui viene dato come rimborsato. Quindi tanta roba. L'autonomia differenziata è un grande tema, però un grande tema che va combattuto dal punto di vista del populismo di cui questa frase si è appropriato. Noi veniamo, come io e te, da una regione in cui la regione è commissariata dal governo e la sanità peggiora dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza, sia dal punto di vista qualitativo che della quantità di debiti. Quindi il controllo da parte del governo è centripeto, non è servito, lo dimostra questo, è la buona o la mala politica che condiziona le politiche sanitarie regionali. Ecco perché la Lombardia ha un migliore sistema sanitario regionale incomparabile a quello calabrese. Quindi chi si preoccupa di autonomia si deve preoccupare di eleggere politici che hanno a cuore le sorti del sistema sanitario regionale di cui fanno parte. Certamente. Ecco, parlando di medici specialisti, uno di loro, insomma, il dottor Frugone, mi ha detto praticamente, il punto è che il medico impiega una decina d'anni a diventare uno specialista, poi viene immesso in servizio e si trova davanti uno stipendio di appena 1.500 euro mensili.
e questo diventa anche il motivo per il quale servizi sanitari nazionali dall'estero vengono a fare incetta di medici già formati nel nostro paese. Possiamo fare una battaglia per alzare lo stipendio a questi giovani medici che entrano in servizio? Sì, della contrattazione collettiva nazionale è uno dei temi per cui, per esempio, chi lavora in emergenza urgenza non sceglie mai le branche che ne fanno parte, proprio perché i rischi di incorrere in incidenti di tipo medico-legali e nelle altissime quote di assicurazione professionale che si pagano insieme ad una vita veramente difficile e uno stipendio inadeguato allontanano la classe dei giovani medici da branche come la chirurgia generale, l'ortopedia, la ginecologia, il pronto soccorso, la medicina d'urgenza. Quindi va rivista l'area della trattazione collettiva nazionale, perché se no ci sarà sempre un maggiore esodo dei medici verso altre forme come i gettonisti o come i frontalieri che vanno a lavorare in altri paesi europei dove sono meglio retribuiti. Ecco, oltre a questo, una piccola curiosità: si parla molto in questi giorni di un eventuale futuro per i medici di base come medici direttamente nel servizio sanitario nazionale. C'è un progetto di riforma in merito? Sì, c'è un progetto di riforma in merito. Io sarei molto cauta su parlare di riforme essenziali che riguardano la medicina di base. La medicina di base va sicuramente modificata, vanno previste una serie di prestazioni che ad oggi i medici di base per i quali non sono contrattualizzati, vanno però sentiti prima bene tutte le federazioni italiane e le sigle sindacali dei medici di base, perché sono l'ossatura e lo scheletro territoriale lungo cui si dipanano le ombre della prevenzione, degli screening tumorali, dei processi e delle procedure vaccinali. Quindi di fatto sia ad una nuova riforma, ma che sia largamente condivisa e concertata con le sigle sindacali della medicina di base. Certamente. Senta, quali saranno i prossimi impegni in Commissione Affari Sociali? Beh, per quanto mi riguarda, da capogruppo noi spingeremo su 2-3 temi, di cui alcuni li ho già enunciati, ma soprattutto lungo il cammino della digitalizzazione sanitaria e dell'applicazione della rimborsabilità delle terapie digitali, che oggi in altri paesi sono già rimborsabili, mentre nel nostro no, per cui la Lega ha un progetto di legge che sta quasi completando le audizioni in Parlamento sulle terapie digitali e che andrà presto in aula, insieme ad una serie di progettazioni che riguardano gli ospedali virtuali e la sanità digitale. Anche questo è un tema molto caro alla Lega. Certamente. Allora avremo modo di risentirci e di raccontare ancora tutto questo. Grazie ancora, onorevole. Arrivederci, buon ascolto a tutti di Radio Libertà. Arrivederci, arrivederci. E allora, grazie all'onorevole Simona Loizzo che insomma ha messo in chiaro una serie di cose, e con questo noi chiudiamo questo giro nel mondo della sanità. Sono le 18:42 minuti e 24 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Vi dicevo appunto del caso di Torino: uccise il padre per difendere la madre, assolto a Torino. A proposito, da questo momento 0292947222 se volete intervenire. Sono frastornato, sentite un po', ha dovuto girarsi verso gli avvocati per capire che la Corte d'Assise d'Appello di Torino, utilizzando il complicato frasario delle aule di giustizia, l'aveva appena assolto. Era il 30 aprile 2020 quando in un appartamento di Collegno, in provincia di Torino, Alex Cotoia, ora ha preso il nome della madre, uccise a coltellate il padre, Giuseppe Pompa, per proteggere la mamma durante l'ennesima lite in famiglia. Oggi per la seconda volta gli è stata riconosciuta la legittima difesa.
Devo ancora metabolizzare cosa è successo, dice il 22enne dopo aver abbracciato i suoi legali, familiari e amici che hanno voluto seguire il processo. Ma di sicuro so che questa sera non lavorerò, fa il guardiano notturno in un albergo. Voglio festeggiare con Zoe, la mia cagnolina, non vedo l'ora di stare con lei. I giudici, anziché pronunciare la parola assoluzione, hanno dichiarato di confermare la prima sentenza, quella pronunciata il 24 novembre 2021, che aveva completamente scagionato il giovane dall'accusa di omicidio volontario. Poi era arrivata la Corte d'Appello che gli aveva inflitto 6 anni e 2 mesi, applicando tutte le attenuanti e riduzioni di pena possibili. Poi la Cassazione aveva ordinato di ripetere il giudizio e insomma ora abbiamo avuto questo risultato. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera Antonino. Ciao Buonasera. Antonello, ben trovato. Dopo la Corte d'Appello è arrivata anche la mia telefonata, hai visto? Dimmi tutto. Mi dispiace che nella trattazione che hai fatto poco fa sul Servizio Sanitario Nazionale Sì. non hai raccolto quello che qualche giorno fa, ti ricordi? Ti avevo menzionato a proposito dell'investimento pecuniario che noi, Stato italiano, facciamo con questi aspiranti nuovi medici, i quali poi se ne vanno in qualche altra terra straniera dopo che gli abbiamo pagato l'università, dopo che li abbiamo formati, dopo che hanno fatto praticandato nelle strutture ospedaliere. Questo mi dispiace che non gliel'hai sottoposto alla tua interlocutrice. Due altre cose velocissime. Una, la Marina Berlusconi si lamenta perché attaccano suo padre su questioni ex giudiziarie. Ma la cara Marina Berlusconi deve capire che fin tanto che a Rete 4 invita i comunisti di sinistra, la gente non ne può più di ascoltare Rete 4, capisci Antonino? Questo è un altro punto. E poi abbi pazienza, batti un colpo lì, quei 3 ragazzotti che al pomeriggio fanno la trasmissione con gli occhiali da sole quando fuori ci sono meno 5 gradi, fanno da ridere. Capisci? Questo allontana il pubblico piuttosto che avvicinarlo. Tutto qua Antonino, grazie per la tua comprensione. Buona giornata. Grazie a te. Quelli con gli occhiali da sole presumo siano i barbari eleganti. Ma i barbari eleganti sono... Io li trovo dissacratori e mi piacciono, detto tra noi. E poi, appunto, sai, bisogna pur distinguersi dalla folla. Claudio Cecchetto ha raccontato, ora tu mi dai il là per ricordare sta cosa, ha raccontato che a un certo punto a Disco Ring lui si rese conto di una cosa quando faceva Disco Ring. Dice, io devo riuscire a farmi ricordare dagli ascoltatori, perché non è che la gente può sapere che io sono Claudio Cecchetto e quindi mi conoscono tutti. Devo avere qualcosa che mi distingua rispetto ad Awanagana e Rosanna, che era l'altra conduttrice. E allora lui trovò questa cosa dello stellone da sceriffo e conduceva con lo stellone da sceriffo e divenne per tutti quello con la stella da sceriffo. Ecco, tu per esempio li hai citati proprio perché vanno in onda tutti con gli occhiali da sole, anche se fuori è pieno giorno, se c'è caldo, se andiamo sotto zero e così via. Quindi, come vedi, sono riusciti a distinguersi e a creare un loro stile. L'altra cosa, possono piacere o non piacere, ribadisco, a me piacciono perché sono genuinamente irriverenti, proprio perché sono ragazzi giovani e di 20 anni. Come saranno a 40 non lo so, ma io li trovo divertenti, graffianti, intelligenti. Poi tante volte abbiamo parlato anche prima che loro andassero in onda o prima che andassi in onda io. Ti dico la verità, ci ho trovato anche una certa nostalgia di una prima Repubblica anni 80 che al sottoscritto piace molto. Per quanto riguarda la questione la questione appunto, la tua proposta a proposito dei medici
che non mi ricordo più onestamente in che cosa si sostanziava, e per questo te ne chiedo scusa. Detto ciò, resta il fatto che questi giovani medici, una volta che entrano in servizio, dovrebbero essere invogliati a restare in Italia, essere premiati per gli studi che hanno fatto. E invece niente. Poi non capisco questo fatto, dice, ma ecco, ora mi ricordo, cioè tu studi qua, ti formi qua e poi devi fare un accordo se entri nel Servizio Sanitario Nazionale che devi restare almeno 20 anni in Italia. Ecco, è una proposta un pochettino esagerata dal mio punto di vista. Alla fine tu hai formato un professionista e vorrei ricordare che le spese per la preparazione dei ragazzi sono spesso sostenute dalle famiglie o dal lavoro dei ragazzi stessi. Io avevo per esempio un mio compagno di collegio all'università, arrivò quando io ero al secondo anno, e però lui era più grande di me di 3 anni. Lui è del 77, io sono dell'80, fa un po' tu, e lui si presentò lì perché per pagarsi l'università si era fatto 3 anni di Reggimento San Marco. Tanto di cappello a un uomo così. Tanto di cappello a un uomo così. Si era fatto 3 anni di ferma, là, com'era, il volontario a ferma prolungata, mi pare che si chiama, nel battaglione San Marco, aveva messo i soldi da parte e si era pagato sia il collegio che l'università. Ribadisco, tanto di cappello e ammirazione per un uomo così. Per cui dice, ma poi tu entri nel Servizio Sanitario Nazionale, allora vieni formato anche a spese dello Stato. Sì, certo, ma il ragazzo in cambio sta dando anche la sua di preparazione, sta dando la sua di vita, sta accettando di prendere uno stipendio di 1.500 euro al mese, solo 1.500 euro al mese, per una cosa importante che è salvare vite umane dentro un ospedale. E allora forse sarebbe il caso di pagarli di più sti medici. Dopodiché un medico è anche un professionista. Se un calciatore è bravo, non è che firma e resta a vita a giocare nella Vibonese perché la Vibonese l'ha messo nel vivaio e l'ha portato fino alle soglie della Serie B. Se è bravo, se lo compra la Juventus e va a giocare a Torino in Champions League. Che c'entra? Se no, veramente, qui non facciamo. Allora uno deve diventare un professionista per che cosa? A che serve essere un professionista? A che serve offrire le proprie capacità? A che serve avere lo stimolo a migliorarsi, a cercare appunto di avere un proprio ruolo, di costruirsi un proprio spazio e così via? Non avrebbe assolutamente senso, non lo so. Non mi convince questa tua proposta, detto tra noi. Allora, andiamo a vedere ulteriori news, diciamo un po'. Il naufragio della Concordia 13 anni fa davanti al Giglio, un pensiero e una prece per quelli che andavano a farsi le foto con la nave alle spalle, con la Costa Concordia alle spalle, perché veramente di sciacallaggi in Italia ne abbiamo visto tanto, ma non è che con la Concordia si sono risparmiati. Tutti quei bipedi che andavano là e si facevano la foto con la nave dietro. Vabbè. Allora andiamo a vedere appunto anche l'ADN Kronos che apre su Marina Berlusconi, che attacca la puntata di Report sul padre Silvio, pattume mediatico, Ranucci risponde. La Presidente Fininvest in una nota, faremo ricorso a tutti gli strumenti legali più idonei. Ranucci, inchiesta rigorosa, ha dato conto di novità emerse. Barbara Floridi, attacchi al giornalismo d'inchiesta, non fanno bene alla democrazia. Vediamo un po'. Andiamo a vedere che cosa ha detto la figlia del Cavaliere. Cavaliere a sua volta, vediamo cosa dice. Il servizio, scrive l'ADN Kronos, il servizio che ieri sera Report ha dedicato a Silvio Berlusconi appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico giudiziario. Rimestando per quasi 2 ore in un bitone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite 1000 volte, utilizzando prevalentemente addirittura brani di puntate precedenti e dando voce a personaggi più che screditati,
La trasmissione ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata, accuse ormai vecchie di un quarto di secolo, tutte regolarmente sepolte sotto plurime archiviazioni decise, sempre su richiesta degli stessi inquirenti, dai tribunali di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Lo scrive in una nota Marina Berlusconi, presidente della Fininvest, aggiungendo: faremo ricorso a tutti gli strumenti legali più idonei per reagire a questo ignobile e vergognoso esercizio di pseudogiornalismo. Tutte le accuse rivolte nel tempo all'ex presidente del Consiglio sono totalmente false, finite nel nulla, insomma. Così come nel nulla non potrà che finire anche l'ultima di queste inchieste, assurdamente riaperta a Firenze molti anni fa, dopo 4 successive archiviazioni, continua la figlia del CAV, precisando che per mio padre parlano i fatti. Silvio Berlusconi è sempre stato in prima fila contro tutte le mafie. I suoi governi hanno varato normative e ottenuto risultati che nessun altro esecutivo italiano può vantare. Dalla stabilizzazione del carcere duro per i boss mafiosi, il cosiddetto 41 bis nel 2002, all'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrati ai Mafiosi nel 2010, fino al primo codice antimafia nel 2011. Mi permetto anche di aggiungere una cosa a quello che scrive Marina Berlusconi in questa nota, che uno dei ministri dell'interno, che fu molto agguerrito nei confronti delle mafie, tanto da posare con una coppola in testa su Panorama a mo' di provocazione, si chiamava e si chiama ancora Roberto Maroni. Andiamo avanti. Ma Report resta fedele al proprio dogma di disprezzo per la verità e le garanzie processuali, oltre a perseverare nel consapevole esercizio del peggior disservizio pubblico che non danneggia soltanto la memoria di Berlusconi, ma tutti coloro che avrebbero diritto a un'informazione basata sui fatti, con l'aggravante di accanirsi su un uomo che, scomparso oltre 1 anno e mezzo fa, non può più difendersi, prosegue Marina Berlusconi. Nel suo delirio calunniatorio non riesce a trattenersi nemmeno davanti alla morte. I suoi autori non solo hanno scelto di inserire nel loro montaggio alcune riprese del funerale di mio padre senza che ce ne fosse alcuna necessità, ma sono arrivati a irridere quei momenti di cordoglio sovrapponendo alle immagini del suo feretro una canzonetta ironica. Più che una colonna sonora, una colonna infame che viola non solo la deontologia giornalistica, ma il rispetto stesso della dignità umana, conclude la manager. Sigfrido Ranucci all'ADN Kronos replica e parla di un'inchiesta rigorosa di grande interesse pubblico che è stata seguita da punte di oltre 1,5 milioni di telespettatori, basata su documenti e dichiarazioni vagliate dai magistrati. Si è dato conto, spiega il conduttore, delle novità emerse dalle perizie finanziarie economiche della Procura di Firenze, dove Silvio Berlusconi era indagato e dove oggi è ancora indagato Marcello Dell'Utri. Si è data possibilità alla famiglia Dell'Utri di intervenire. In alternativa si è dato ampio spazio alle risposte dei legali nel corso dell'inchiesta e degli studi. Ancora, Forza Italia, è gravissimo che ieri sera i telespettatori italiani del servizio pubblico siano stati sottoposti a una sequela di vigliacche menzogne costruite per configurare un violento attacco politico di parte. Ancora una volta la trasmissione Report ha assemblato una congerie di notizie false con l'ausilio di testimonianze anonime, strumentali, interviste a dichiarati avversari politici per ledere politicamente la figura di Silvio Berlusconi, la sua storia imprenditoriale, familiare e politica. Così si legge in una nota di Forza Italia. Utilizzando una costruzione artefatta di stralci di procedimenti giudiziari del passato e indagini in corso, che nulla hanno a che vedere con l'attività politica di Forza Italia, si è cercato di condizionare in modo inqualificabile il pensiero di milioni di cittadini. Un fiume di fango che non ha lesinato neppure un oltraggio agli ultimi giorni della vita del presidente Berlusconi, irridendo persino ai suoi funerali e che l'intera comunità di Forza Italia respinge con forza, chiedendosi se questo si possa ancora chiamare servizio pubblico. Per questo, prosegue la nota di Forza Italia, chiediamo ai vertici della RAI di intervenire immediatamente per fermare questo scempio che, nella furia di attaccare Forza Italia e anche il nostro segretario Antonio Tajani, arriva anche ad aizzare il sentimento antisemita contro Israele, tacciandolo di essere la causa di tutti i mali del mondo, conclude il partito azzurro. Io
Tanto Silvio Berlusconi ormai è nella storia di questo paese, può piacere o non piacere, ma fra 40 anni ci saranno strade, piazze, vie intitolate a lui, cioè lui è ormai nella storia di questo paese. E non capisco il senso di processare un uomo che è morto, cioè questo sembra quasi il concilio cadaverico dell'882 d.C., se non ricordo male. Insomma, morì un papa, ora vi racconto questa del concilio cadaverico. Morì un papa, venne eletto il suo successore, ora non mi ricordo chi erano questi due, però il successore, avendo avuto sentore che il predecessore in vita, a quanto pare, non fosse stato uno stinco di santo, decise di far riesumare il cadavere del morto, lo fece mettere in poltrona e lo fece processare. E una volta processato, credo che venne bruciato, fatto scempio il cadavere, cose. Ecco, anche no. I concili cadaverici lasciamoli all'alto medioevo, che non è il caso. Ormai Silvio Berlusconi è morto, la sua vicenda umana è finita, la sua vicenda politica è finita. Resta solo la sua vicenda storica, ma la sua vicenda storica non può essere giudicata sulla base di inchieste. Sarà opera del lavoro degli storici, non appartiene più a noi. Non tocca ai giornalisti, non tocca più, anche perché, voglio dire, dopo che appunto la stessa Marina dice l'hanno archiviato 4 volte per la stessa cosa, di che altro stiamo a parlare? Di che altro stiamo a parlare? Sono le 19, pausa e poi ci sentiamo Maria Callas che canta Casta Diva 1961 e poi dopo saprete, a tra poco. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net.
Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, puntuale come ogni lunedì, torna la nostra elegantissima Carla De Bernardi, nostra meneghissima Carla De Bernardi, che, come sapete, con la sua La grande città racconta il cuore di Milano. Cara Carla, intanto ben trovata. Ci eravamo dati e buon anno. Ci eravamo dati appuntamento il 6 di gennaio per i Maggi, ma il 6 di gennaio la radio era chiusa, solo che io sono così esaurito che ho detto andiamo in onda il 6 gennaio, non era vero niente. Però oggi noi torniamo e torniamo, diciamo, con un certo stile, aggiungerei. Assolutamente, oggi lo stile è ai livelli più alti. No, i Maggi ce li dimentichiamo, poveri Maggi, ricordiamo solo che la loro ara, cioè il loro sepolcro in marmo è in Sant'Eustorgio, quindi se qualcuno vuole andare a trovare i Maggi, li trova in Sant'Eustorgio, non solo il 6 gennaio. Invece oggi parliamo di un'altra cosa, perché prendiamo spunto dal fatto che sono andata a vedere al cinema il film Maria. Mi è talmente piaciuto che sono andata 2 volte, quindi consiglio alle persone che amano il cinema, che amano il buon Bellissima questa cinema. cosa di andare a vedere 2 volte lo stesso film al cinema. Guarda, non sai, non ne potevo fare a meno e la seconda volta mi ha emozionato ancora più della prima, pur conoscendo tutte le scene, ma naturalmente, avendolo già visto, ho potuto cogliere dei dettagli che la prima volta non avevo colto, e questo è il bello di andare 2 volte al cinema, perché la prima volta lo vedi tutto, è come un volo d'uccello, la seconda volta fai i close-up su quello che ti era sfuggito la prima volta. Quindi diciamo che invece andare la seconda volta è stato molto utile. E perché parliamo di Maria Callas? Perché Maria Callas ebbe un grande periodo, 10 anni abbondanti, in cui visse a Milano. E quindi il legame di Maria Callas con Milano è molto profondo ed è legato a tante cose di cui adesso parleremo, che nel film non si vedono perché il film è ambientato a Parigi, però il periodo milanese della Callas, che coincide col suo matrimonio con Giovanni Battista Meneghini, perché poi lei, come sanno tutti, lo mollò perché si imbarcò sullo yacht di Onassis, che poi a sua volta la abbandonò per Jackie Kennedy. Tra l'altro, una circostanza curiosa è che la sorella di Maria Callas era soprannominata Jackie, si chiamava Jacinta, qualcosa del genere, ma era soprannominata Jackie, quindi 2 Jackie nella sua vita. Nel periodo milanese la Callas abitava in via Buonarroti, a pochissimi passi, veramente a uno sputo, a 50 metri, dalla statua di Giuseppe Verdi in piazza Buonarroti e dalla casa di riposo per musicisti che Verdi che fu inaugurata dopo la morte di Verdi nel 1901 e che è attaccata proprio, fai conto, c'è piazza Buonarroti, per chi non lo sa, chi non è milanese, in mezzo c'è questa meravigliosa statua di Enrico Butti che ritrae un meraviglioso Verdi in piedi, ieratico, assertivo, meraviglioso, e di fronte la casa per musicisti. Dall'altra parte della piazza imbocchi via Buonarroti e c'è subito il numero 38, che adesso è un condominio per i miei gusti brutto, poi i gusti sono gusti, lo sappiamo, dove c'è una targa, eccola qua, che ho fotografato io. In questo luogo sorgeva la casa dove visse il soprano. Visse lì dal 50-51 fino al 60, mi pare. E in una villetta di quelle di quella zona lì di Milano è particolare perché adesso è diventata City Life, quindi la conoscono come tutti come City Life. In fondo a via Buonarroti c'è questa meravigliosa piazza che si chiama Piazza Giulio Cesare, con delle case che fanno una specie di semicerchio, e in mezzo c'è una fontana, si chiama la Fontana delle 4 Stagioni, è bellissima perché ha delle palle di marmo e degli obelischi, diciamo in stile neoclassico, alternati a delle statue che rappresentano appunto le 4 stagioni, che sono opera di un autore che si chiama Eros Spellini, che non è così conosciuto,
ma che a Milano ha fatto tante cose. Questa fontana è stupenda, è un grande getto ed è un misto di architettura e scultura. E da lì si entra nella nuova zona di City Life, che è una delle glorie milanesi della modernità, con lo storto, il dritto, i grattacieli Sì, che il hanno questi tubo. nomi, questi soprannomi, tutte le case di Zaha Hadid intorno. È una bella zona, a me piace. C'è Ecco, comunque questa... qua aspetta che mostriamo agli ascoltatori, ai radiospettatori, mostriamo un po' anche questa fontana delle 4 Sì, stagioni. sì, e non ho Campine. pensato di mandarti le foto perché ne avevo anch'io. Eccola Eh, qua, vedi? eccola qui. Vedi quella casa che fa quella curva, io adorerei abitare lì. È veramente una fontana strepitosa e fa una specie di ponte tra la Milano ancora tradizionale e la Milano della modernità, che è quella di appunto di City Life. Fai conto che su via Buonarroti, io sai che spazio sempre saltabecco da un argomento all'altro, quindi Sì. faccio un inciso. In via Buonarroti c'è la famosa clinica Columbus, che è una delle cliniche dei ricchi milanesi, chiamiamola così, insieme alla Madonnina. La Columbus è stata fatta da Giuseppe Sommaruga, che è un architetto, uno dei più importanti architetti dello stile Liberty, che ha fatto anche dei grandi alberghi, tipo mi sembra Salsomaggiore, se non ricordo male, ha fatto la famosa albergo in cima dove si arriva con la teleferica sopra Varese, il Campo dei Fiori, che Sì. adesso è in totale abbandono. E lì c'è questa meravigliosa costruzione della clinica Columbus, che era la casa dell'ingegner Romeo, e questo ti dovrebbe dire qualcosa a te. Nicola Romeo vorrebbe dire, morto nel 1938 da Sant'Antimo in provincia di Napoli, è l'uomo che dopo la guerra prende le sorti dell'Alfa, anonima lombarda fabbrica di automobili, la rilancia e diventa Alfa Romeo, come tutti sappiamo. Ecco, e lui abitava in questa meravigliosa villa fatta da Sommaruga con una grande cancellata fatta dal famoso Alessandro Mazzuccotelli, di cui abbiamo tante volte parlato, e a pochi passi da lì, tra la clinica Columbus e la statua di Verdi, c'era questa casa di Maria Callas, che era una villetta, io non ho visto le foto perché è stata distrutta, per far posto a questo condominio degli anni 60, senza arte né parte. Questa villetta io me la immagino in stile un po' eclettico, perché quella è lo stile di quella zona lì, perché tutta la zona che adesso è City Life, intorno alla Piazza Giulio Cesare e alla Fontana, c'erano delle villette Liberty molto eleganti. Qualcuna è sopravvissuta, parecchie sono sopravvissute, altre sono state sostituite appunto da questo grande condominio che sembra una nave di Zaha Hadid, e tutta quella zona ha cambiato fisionomia, ma era tutta una zona di piccole case monofamiliari. E la Callas e Meneghini, che era il marito, nonché impresario, nonché agente, avevano questa casa e che adesso appunto non c'è più. E la casa è passata, diciamo, alla storia della lirica non solo perché ci abitava Maria Callas, ma perché prima di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi, dove poi morirà a soli 53 o 54 anni, mi sembra nel 77 morì, o 78, lei bruciò nel giardino di casa tutti i vestiti delle opere che aveva interpretato, che evidentemente aveva lei, non erano alla Scala, e li ha bruciati tutti, facendo un grande falò in giardino che si racconta chi se lo ricorda o chi ha ricevuto i ricordi da qualcuno che era vivo all'epoca, ha fatto un falò che ha fatto una nuvola di fumo piuttosto intensa, che è durata un paio di giorni, perché insomma bruciare vestiti come quelli che aveva indossato nell'Anna Bolena, nella Traviata, e così tutti questi vestiti sono andati persi. Poi lei si trasferì a Parigi e a Parigi morì. Però a Milano lei, quando lei arrivò in Italia e la sua carriera inizia a Verona, dove conoscerà Meneghini e sposerà Meneghini, ma lei quando arriva è una ragazza greca, nata però negli Stati Uniti, a New York, una ragazza greca
grassoccia, anzi grassa, pesava 110 kg, con questo naso importante e era sgraziata, era goffa e quindi non era certo la bellezza che poi abbiamo conosciuto tutti. Chi è che la trasforma? Tu la vedi con Visconti, ecco, no? Sì. In questa scena. Credo che sia proprio, se non ricordo male, l'Anna Bolena. E questa è una prova con Visconti della Traviata. Tra l'altro si incrocia anche la sua strada con quella di Visconti, Visconti di Modrone, Luchino Visconti, no? Quindi un'altra grande famiglia milanese. Posso dire una cosa? E, In questa fotografia, il gesto, come lei si muove, c'è sì, qualcosa di potente nel gesto che fa, di certo, forte, eppure lei era assolutamente. una donna fragilissima. Sì, era fragilissima perché lei perde 35 kg dei 110 che aveva e a un certo punto arrivò addirittura a pesarne 54 nel momento di sua massima magrezza e io credo che questo le costò la voce, perché sai che si dicono tante cose sul fatto che lei a un certo punto perde la voce e perché va via da Milano? Smette di cantare perché la Scala e anche il Metropolitan di New York non vogliono più averla tra le loro star, diciamo, perché lei ha effettivamente perso la voce, deve rinunciare anche a diverse opere che interrompe a metà, che non fa il secondo atto, il terzo atto che sia, e quindi entra in conflitto con i teatri che l'avevano osannata e quindi poi va a Parigi in esilio, non canterà più e là morirà. Però a Milano lei dimagrisce, diventa una prende a modello Audrey Hepburn, si innamora di Audrey Hepburn e vuole diventare come Audrey Hepburn e questa trasformazione non la fa da sola, la fa grazie a un'altra donna che Milano ricorda perché è stata una grande milanese, che era la Sarta Bicchi. La Sarta Bicchi si chiamava Elvira Bouilleur, la nonna aveva sposato in seconde nozze Giacomo Puccini ed ecco un altro incrocio importantissimo tra Callas e Bicchi e Milano. Tra l'altro abitava in via Solferino, abitava Puccini a Milano in un certo periodo. La nonna della Bicchi sposa Puccini e la Bicchi, il soprannome Bicchi, glielo dà proprio Giacomo Puccini perché la chiama Birichina. La Bicchi è una donna del gran mondo milanese perché lei, appunto, essendo figlia di nipote di Puccini e figlia della seconda moglie di Mario Crespi, proprietario del Corriere, lei poi erediterà dalla mamma che a sua volta aveva ereditato da Crespi e lei era una sarta. Perché dico sarta? Perché all'epoca non esistevano ancora gli stilisti, come li chiamiamo noi, no? Gli stilisti milanesi, di cui poi se vuoi una volta parliamo perché sono stati straordinari, cioè l'elenco degli stilisti milanesi di lavoro, perché magari non di nascita, ma come Armani, Ferré, Versace, le famose 3G, no? Giorgio Armani, Gianni Versace Infatti, e Gianfranco Ferré. E poi tutti gli altri, Albini, che è il precursore, Fiorucci, che poi nel 67 aprirà il famoso negozio, che ti posso dire, Moschino, Walter Albini, Lella Curiel, insomma tutta la moda milanese. La Bicchi però apparteneva ancora alla categoria delle sarte d'alta moda, come la Mila Schön, ecco, che è un'altra sì, delle sarte milanesi, che tra l'altro era la sorella di Nino Nutrizio, direttore della della notte. Notte, giornalista. Vabbè, e vedi che è tutto un mosaico. Personaggio che ha La fatto un Bicchi pezzo di storia del giornalismo italiano, Nino Nutrizio, lo diciamo per chi Esattamente, non lo perché inventò un sapesse. nuovo modo di fare giornalismo, no? Veramente. Tu poi lo sai meglio di me, inutile che Poi mi la addentri. notte si chiamava così perché in Italia fino alla metà degli anni Ottanta più o meno esisteva una categoria di giornali che ora non esiste più. Sono i Giornali della cosiddetti sera. giornali del pomeriggio che uscivano verso le 17 e quelli avevano le ultime notizie del giorno, mentre oggi non ce n'è più il bisogno, visto che a maggior ragione abbiamo i giornali online, quindi siamo aggiornati di minuto in minuto, ma a quel tempo, se tu volevi sapere le ultime notizie, o la radio, che comunque andava avanti fino a una certa ora, poi dopo negli anni 60 la radio ha preso a trasmettere tutto giorno e notte,
Oppure l'altra cosa era comprare il giornale della sera, Paese Sera per il centrosinistra e La Notte per chi si riconosceva, diciamo, in uno stampo più conservatore. Scusami questa parentesi. No, figurati, mio papà che era un liberale, era un malagodiano, mio papà leggeva La Notte tutte le sere. Io mi ricordo che usciva, quando tornava dal lavoro, poi quando era pensionato usciva per andarlo a comprare, arrivava col giornale, si sedeva in poltrona e non lo doveva disturbare nessuno delle sue 4 figlie, perché lui doveva leggere La Notte, appunto diretta da Nutrizio, il quale aveva imparato a fare un giornalismo molto più dinamico di quello precedente, no? E sua sorella era Mila Schön. Va bene, detto questo, torniamo alla Bicchi. La Bicchi era la sarta della alta società milanese. Tra l'altro, una delle sue clienti era sicuramente la Valli Toscanini, figlia di Sì. Arturo. Ed ecco un altro tassello del nostro mosaico, perché la Bicchi conosce la Callas proprio a casa di Toscanini in Via Durini. La casa di Toscanini in Via Durini è una casa bellissima, io ci passo ogni tanto, ha questo balconcino di ferro detto all'andalusa e nel cortile c'è una statua meravigliosa di Bistolfi che rappresenta la bellezza in marmo che esce dalla materia. Non si vede dalla strada, bisogna entrare, io ogni tanto entro, chiedo al custode che è molto gentile se posso vedere la statua che c'è in una nicchia, lui me la fa vedere. Questa bellezza che nasce dalla materia è una donna nuda che proprio si staglia in alto partendo da una base su cui sono scolpite a bassorilievo delle scene pastorali. Perché? Perché è l'opera che è sulla tomba di Segantini al Passo del Maloja in Svizzera. Segantini aveva un atelier a Maloja e morì in Svizzera al Pizzo, non mi ricordo come si chiama, il Pizzo dove morì Segantini, e aveva questo atelier bellissimo, questa casa a Maloja, e lì c'è un po' oltre a Suvretta, in verità, che è una località poco più avanti, il Museo Segantini, e davanti c'è questa statua che ricorda Segantini e la copia è nella cortile di Casa Toscanini in Via Durini, e appunto la base è un Alpe segantiniano con questa scena di un gregge, quelle che abbiamo visto poi nei quadri, nei grandi quadri di Segantini, ed è veramente molto bella da vedere se uno ha il coraggio di chiedere il permesso di entrare. E quindi in casa di Toscanini, nel frattempo Toscanini era tornato da New York, perché sai che lui era andato via durante il fascismo, e a casa di Toscanini la Vallì, che riceveva tutta la grande società milanese, invita la Callas, cioè è Toscanini che la invita, perché Toscanini la sente cantare e decide che è la voce che aveva sempre cercato. Quindi la invitano a casa e a casa c'è anche la Bicchi. E la Bicchi dice che la Callas era mal vestita, aveva un orrendo cappello, le scarpe di vernice, era appunto grossa, grassa, goffa, impacciata, non aveva nessuno stile, e però la Callas si affida a lei per trasformarla in una specie appunto di eterea Audrey Hepburn, cosa che riesce perfettamente, però a scapito della voce, perché poi si dice che lei invece per dimagrire avesse ingerito addirittura la tenia, no? Per avere come si chiama, come si chiama la malattia che ti viene quando hai la Il tenia? beriberi. No, no, il beriberi è la carenza di vitamina B. Ah, no. La No, tenia, sì, è il verme il solitario. Il verme solitario, bravo. Poi c'è chi dice che invece si faceva fare delle iniezioni nella tiroide, insomma, non si sa. Di fatto lei poi era malata, quando muore a Parigi era malata, aveva una grave malattia che probabilmente derivava da prima, una malattia o genetica o dell'infanzia, che poi la porterà alla morte per una crisi cardiaca, però sia che avesse il verme solitario, che si fosse fatta le iniezioni, piuttosto qualcun altro diceva che aveva fatto una dieta a base di carne e verdura che le aveva stravolto il metabolismo, insomma tutte queste leggende sul perché, sul come la Callas perde 35 kg e diventa una silhouette, e tant'è che conquisterà Onassis e lascerà il povero Meneghini per Onassis e buonanotte ai suonatori, come si usa dire.
Altro dettaglio sulla Callas: la Callas amava molto i gioielli e suo marito, finché era stata sposata, le regalava dei gioielli preziosissimi di Faraone, che era un gioielliere di Monte Napoleone, che credo ci sia ancora. Sì. Meneghini le regalava dei gioielli pazzeschi, sembra che le abbia regalato una volta per una prima in cui lei aveva avuto un grande successo, un anello da 500.000 euro di oggi, che allora costava 32 milioni, quindi che pare che Meneghini pagò addirittura a rate perché non se lo poteva, anche essendo molto ricco, non se lo poteva permettere. E quindi lei andava da Faraone in Monte Napoleone, e poi aveva invece un negozio che le piaceva di bijou in via Manzoni, Bijou de Paris, che credo che anche quello ci sia ancora, della famiglia Levi, e poi adorava andare a mangiare al Savini. Tant'è che al Savini il tavolo numero 7, era quello che occupava lei, è ancora chiamato il tavolo di Maria Callas. E sembra che al Savini tutti i tavoli avevano una rosa rossa per le signore che andavano lì a mangiare la sera, o comunque a mangiare lì, e invece la Callas aveva sempre un mazzo di rose rosse. E quindi il tavolo 7 del Savini è il tavolo della Callas. Mentre Toscanini amava di più il Butch, che era quel ristorante di fronte alla casa del Manzoni, tanto per parlare di un altro pezzo grosso milanese, il Manzoni. Di fronte c'era questo ristorante Butch che risaliva al 600 e che adesso se ne va perché l'affitto è troppo caro. Il Butch è uno dei ristoranti più tradizionali e più importanti di Milano, ed è costretto a spostarsi perché non si può più permettere l'affitto che gli chiedono in Piazza Belgioioso, che è la piazza dove c'è la casa del Manzoni, la casa Belgioioso, la statua della Cristina Belgioioso, e lì andava Toscanini. Invece la Callas andava sempre al Savini. Il Savini, forse non lo sanno tutti, anzi credo che lo sappiano in pochi, era stato il progettista del Savini, era Ulisse Stacchini, che è lo stesso progettista della stazione centrale. La stazione centrale di Milano è stata fatta, concorso è stato vinto nel 1913 da Stacchini, poi hanno cominciato a costruirla nel 1931 perché di mezzo c'è stata la guerra, e poi ha cambiato molto fisionomia perché Stacchini aveva scelto una cosa molto elegante, molto simile alle stazioni inglesi, e invece poi diventa quel monumento assiro-meneghino, come chiamiamo noi la stazione a Milano, perché siamo nel 30, negli anni del fascismo, e Mussolini chiede che la stazione di Milano diventi una stazione molto aulica, molto monumentale, molto celebrativa, e ingaggia i migliori artisti dell'epoca, e quindi il progetto di Stacchini viene in larga parte modificato. Ma Stacchini è anche il progettista del primo stadio di San Siro, quindi vedi San Siro, la stazione, il Savini e tutti gli incroci che facciamo sempre noi. E lo stadio di San Siro venne inaugurato nel 1926, e era di proprietà di Pirelli. Fu Pirelli a costruire il primo stadio milanese, che era uno stadio piccolino con le tribune in legno, anche quello sul modello degli stadi inglesi. Sotto aveva anche le scuderie, quindi era anche ippodromo, e poi anche lo stadio di San Siro ha subito tutte le sue modifiche che sappiamo, e adesso, come sai, il nostro amico Sala lo vuole abbattere. Sì, si parla di togliere tutto il terzo anello che è stato aggiunto per i mondiali del 90, quindi riportarlo come era negli anni 60-70. Bah, non so, davvero non so. Secondo me è un monumento, ormai è un monumento lo stadio di San Siro, per cui Esatto, è quello che abbatterlo penso sarebbe anch'io. assurdo. Poi il secondo anello è stato vincolato, però adesso la sovrintendenza sta facendo in parte marcia indietro sul vincolo, dicendo che basterebbe lasciare le scale elicoidali e rifare tutto il resto. Però quello che voleva fare Sala è un'altra cosa: lui voleva proprio abbatterlo perché per un investimento edilizio, dico investimento perché sarebbe più corretto dire speculazione, però è una brutta parola, perché le due squadre, Milan e Inter, che non sono loro a possedere lo stadio, ma sono due fondi, un americano prima e cinese, adesso mi sembra tutti e due americani, fondo Elliott e fondo non mi ricordo che posseggono lo stadio di San Siro,
che posseggono le squadre e quindi lo stadio, volevano fare un grande investimento immobiliare nella zona, battere lo stadio, farne uno nuovo, molto più moderno, il che ci sta, detto tra noi, perché San Siro sicuramente ha delle criticità di tipo appunto legate al fatto che è uno stadio che è stato molte volte rimaneggiato, sicuramente si potrebbe fare di meglio, però l'idea era quella di fare poi dei palazzi, dei negozi, un grattacielo e una urbanizzazione della zona a vantaggio poi come sempre dei ricchi, perché San Siro ha il quartiere ha delle grandissime criticità di quartieri popolari, di immigrazione, di microcriminalità, ma questo progetto di San Siro, almeno inizialmente, non so adesso, non andava a migliorare la zona, ma semplicemente a creare una nuova zona residenziale e di uffici e di negozi e rendere San Siro poi un luogo che rendesse commercialmente, quindi fare i negozi, fare i ristoranti, fare i bar, cosa che peraltro si può fare anche mantenendo il vecchio San Siro, quindi non so come finirà quella storia lì. Comunque, Carla, Stacchini, niente, per finire, appunto Stacchini a Milano ha fatto ben queste tre cose importantissime e quindi è un altro personaggio da ricordare per chi non lo conosce. decisamente. Carla, siamo in chiusura, però vorrei chiudere con un richiamo anche alla cronaca attuale. Stamattina è morto Oliviero Toscani. La domanda... Sì, è morto all'alba. Io ho sentito la notizia, è stata data proprio in diretta, è stata data dal GR2 stamattina alle 6:30. Sì, so che era in Notizia... ospedale. Sì. Ecco, pace all'anima sua per Oliviero Toscani, però sto parlando con una che ha praticato la fotografia e la pratica ancora in maniera seria. Allora la domanda che almeno la mia osservazione che io faccio è che secondo me pace all'anima sua, ma Toscani era da almeno 30 anni che non aveva più niente da dire. Allora, su questo sono d'accordo con te, però allora io non amo Toscani perché è un personaggio, no, dicono sempre di quelli di destra che sono divisivi, ma Toscani è veramente un personaggio divisivo per le sue posizioni, però devo dire che lui ha rivoluzionato la fotografia di moda. Cioè, quando è comparso Toscani, la fotografia di moda era una fotografia statica, con le modelle in posa, con lo sfondo sfumato, e non esisteva una fotografia di moda così allegra. Lui fa saltare le modelle e coincide la sua rivoluzione con la rivoluzione di Benetton e dei colori, no? Toscani è il fotografo di Benetton e Benetton è l'uomo dei colori, e quindi credo che ricordiamo tutti le foto di queste ragazze che saltano vestite di giallo, verde, blu, rosso, e poi la famosa foto dei jeans visti da dietro, I di jeans e shorts, Jesus, jeans, sì. no? Jesus, con scritto seguimi, com'è che era? Chi mi ama mi segua. Chi mi ama mi segua, quella ha fatto veramente, è una foto, per usare un termine che io detesto, una foto iconica. E quindi è stato sicuramente importante e ha proprio coinciso anche con la moda milanese, quindi la sua importanza è innegabile. Poi che fosse un personaggio non simpatico, almeno a me, ma chi l'ha conosciuto probabilmente la pensa diversamente. Sai, bisogna anche dire che delle volte tu vedi l'immagine pubblica di un personaggio e poi invece è tutto diverso. Su Toscani si hanno dei dubbi anche perché una figlia ne ha dette di tutti i colori sul padre e quindi ne ha fatto un quadro come padre veramente pessimo. Però, ripeto, giudicare una persona da quello che legge sui giornali, a mio parere, è molto difficile. A me non era simpatico, ma mi fermo lì. No, io mi tengo, diciamo così, sul tecnico. Io penso che Toscani non avesse più niente da dire da almeno 30 anni, al tempo Sì, in è cui vero. fece quell'ultima campagna con i cavalli che si ingroppavano tra di loro. E Ricordo. erano un Però il cavallo... primo a mettere insieme i bambini biondi con i bambini di colore, la Sì, suora che allatta, ha avuto tante buone intuizioni. sì, però poi diciamo anche che negli ultimi 30 anni non ha fatto altro che fare Oliviero Toscani, ripetere se Sì, esatto, stesso. il personaggio. E quando tu vuoi fare il dissacratore e poi continui a recitare quella parte, dopo non è più dissacrazione, è soltanto una recita
Cioè è come diventi come l'adolescente che per sentirsi adulto fuma di nascosto e dice le parolacce purché suo padre e sua madre non lo becchino. Voglio dire, quando tu ripeti il personaggio, poi uno dice vabbè, ma Marcel Duchamp ha già fatto i baffi alla Gioconda, perché devo stare a perdere tempo con te? L'hanno già dissacrata l'arte. Certo. No, sono d'accordo con te, però non possiamo negare la sua importanza come punto di rottura in un certo modo nuovo di fare la fotografia di moda. Poi ha tentato anche di fare una fotografia politica e sociale e in parte ci è anche riuscito, non possiamo negarlo. E poi, come dici tu, ha cominciato come la cantatrice calva a cantare sempre la stessa canzone. Appunto. Per questo, poi per carità, quello che ha fatto nessuno lo toglie, ma voglio dire, io 30 anni fa uscivo dal liceo, uscivo da messa, proprio in piazza San Leoluca, a Vibo Valencia, in cima alla piazza c'erano questi due cavalli che si ingroppavano e Non non me lo è che era... ricordo, non ricordo questa E poi ti pubblicità. giro la foto, non è che era la provocazione di Oliviero Toscani, perché lì c'era la fermata dell'autobus, si fermavano i ragazzi di 14-15 anni, i commenti andavano a tutta birra, l'arciprete masticò amaro perché l'immagine non era certo delle più edificanti quando tu uscivi da messa, accanto c'era una mescita di vino con dei vecchi beoni che ne approfittavano pure loro per dire la loro, quindi lì non è più la provocazione, cioè lì diventa il cinepanettone, diventa la scorreggia, il rutto. Vero? Non siamo in onda, vero? Non siamo in onda in questo momento. Siamo in onda. Siamo in onda? Sì. No, perché volevo ricordare che al Monumentale, e l'avevo anche segnalato qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, tu uscivi dal Monumentale e di fronte ti trovavi un enorme cartellone gigantesco della D-Square, perché l'Enel di Milano, te la ricordi il palazzo dell'Enel, dove si andava a fare i contratti delle bollette o a pagare le bollette quando eri in ritardo o dovevi pagare le rate? Quel grande palazzo lì, che è un palazzo littorio, è diventata la sede della D-Square. E a un certo punto, su questa grande parete enorme che dà sul piazzale del Monumentale, che quindi uscendo dal Monumentale tu te la trovavi stampata davanti, c'era un bellissimo ragazzo in mutande a gambe larghe, con in evidenza le sue parti intime coperte da mutande, però insomma questo qui a torso nudo, a gambe larghe, con un pacco, come lo chiamano i giovani, di qualche metro quadro, uscendo dal Monumentale, era piuttosto inquietante. Ecco, per dire che, ma d'altra parte anche sul Duomo facevano la pubblicità dell'intimo a un certo punto. Appunto. Lo ricordi? Me lo ricordo, sì. C'era la pubblicità dell'intimo, di non mi ricordo se di La Perla o di chi. E quindi ogni tanto si dimenticano che bisogna avere rispetto per i luoghi, no? Ed è un'osservazione che condividiamo. Carla, chiudiamo qui. Lunedì prossimo di che si parla? Che ne so, sai che io ci penso durante la settimana e poi delle volte mi viene un'idea perché c'è una celebrazione di qualche avvenimento, tipo appunto il 6 gennaio che ce lo siamo bruciato, oppure un dato di cronaca. Beh, il 20 gennaio si insedia Trump. Quanta America c'è a Milano? C'è il consolato americano e poi c'è un centro studi americano, c'è a Milano. Mi avevano invitato ad andare alla cerimonia, no, quando Trump fece il discorso per chiudere la campagna elettorale, lì c'era stata una serata in cui andavi e lo sentivi in diretta. Poi non ero andata, però a Milano ci sono parecchie cose legate all'America. Ci guardiamo se c'è qualcosa di interessante da dire, perché la settimana prossima, appunto, lunedì è il 21. No, lunedì è il 20, oggi è il 13. Il 20. Sì. Hai ragione. No, lunedì è il 21. No, Sei sicuro? lunedì è il 20, ho il calendario qua. Sì, basta, sì. no, sì, perché devo andare dal dentista il 21 e ero convinta che fosse lunedì, invece è martedì. Ecco. Allora, no, grazie. Grazie a te e troveremo sicuramente un argomento per settimana prossima, per rallegrare i nostri ascoltatori. Grazie ancora, cara Carla. Un abbraccio.
Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. È la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Rieccoci qua alle 19, quasi 43 minuti, siamo ormai in chiusura di questa trasmissione. Avete ascoltato Massimo Ranieri nel 1969 con Se bruciasse la città, e naturalmente Ça va sans dire. Oltre a questo c'è anche, diciamo così, quest'ultimo minuto scarso di trasmissione. Domani ci daremo appuntamento per le 18.05, trattabili sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato anche, prima di Carla De Bernardi, Casta Diva del 1961, una bellissima registrazione. Io voglio ringraziare Carla De Bernardi perché con la sua cortesia e con la sua eleganza ci porta a conoscere una Milano ben diversa, diciamo così, dagli stereotipi, e soprattutto una Milano che in realtà non molti vogliono conoscere, o meglio, che non molti conoscono. E io me ne accorgevo, per esempio, quando facevo le visite al Duomo di Milano, e alla fine c'era sempre quello che diceva: ma com'è che lei, che non è di Milano, sa tutte queste cose sul Duomo? E io gli rispondevo: fino a stamattina Milano era ancora in Italia, per cui a maggior ragione conoscetela questa città, perché non è assolutamente quella città fredda, grigia, cioè, che dicono. Assolutamente no. Milano ha
una sua bellezza recondita, nascosta come certe donne, e quindi ha bisogno di essere corteggiata per essere scoperta. Benissimo, noi abbiamo finito la nostra trasmissione, ci salutiamo qui, ci ritroviamo domani 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. La canzone con cui ci salutiamo è una chicca del 1975, Gruppo 2001, Il mio paese. Grazie ancora e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Strade in croce, una chiesetta che ha un campanile sgangherato per chiamare la gente quando festa c'è. Il tempo pare che sia fermo là al mio paese, sembra incredibile, ma il sole non tramonta mai. Abbarbicato su una roccia sta il mio paese e pare uscito da un libro di favole. Tutti quanti là, chi incontri, chiede come va, ogni pretesto è un'opportunità per far